Partiamo? Ok. Buonasera a tutti. Beh, è un po' di... Vabbè. Allora, grazie intanto per l'applauso sulla fiducia. Quindi a questo punto abbiamo alzato l'asticella, perché se prima dell'intervento c'è l'applauso vuol dire che ci aspettiamo cose molto molto interessanti. Su questo non ho dubbi, sul fatto che sia una serata interessante, vuoi per il tema, vuoi per i relatori, vuoi per la location dove siamo, ma sicuramente la sfida è quella di in qualche modo convincere i presenti che, uno, lo spazio non è così lontano come può sembrare, due, mondi apparentemente distanti come lo spazio e lo sport possono trovare una sintesi e addirittura collaborare e in alcuni casi, lo vedremo anche stasera, creare del business. Quindi un po' di aspettativa ce l'abbiamo, io torno poi, ho il compito di in qualche modo guidare la conversazione e non secondario quello di far rispettare i tempi ai nostri relatori, garantendo però il fatto di poter avere anche delle domande e quindi un po' di interazione. Non mi dilungo oltre perché avrò poi modo di raccontarvi qualcosa anche dopo. Invito parto dalla location, invito il padrone di casa in qualche modo, anzi il padrone di casa Patrizio Boff, fondatore e presidente di Infinitaria, per un saluto e poi partiamo. Beh, grazie Anil. Ci fa ovviamente molto piacere ospitarvi qui in questa sede che, come avete notato, qualcosa con lo spazio c'entra, no? Non so se avete visto alla mia destra. In realtà c'entra molto anche quello che faremo qui questa sera e quindi un ringraziamento per aver colto questo messaggio alla Regione Veneto, ovviamente, a Veneto Innovazione e a tutte quante le persone che sono qui rappresentate e che parleranno, i vari oratori che parleranno dopo di me. Solo due considerazioni per rafforzare il messaggio che diceva poco fa Anil. Spazio e sport. Io direi che materiali innovativi e sport sono sicuramente un aspetto straimportante. Siamo ormai all'inizio, a meno di un anno dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. Vorrei ricordare che il 1956 Olimpiadi di Cortina ha segnato due grosse innovazioni. La prima in cui c'era la televisione, quindi siamo riusciti a vedere in televisione le Olimpiadi. Il secondo che grazie alla visibilità delle Olimpiadi c'è stata un'esplosione dal punto di vista dell'innovazione di materiali che sono stati ovviamente adottati. E quindi così come, ahimè, usando sempre l'esempio, scusami Anil se rubo un po' di spazio, l'aviazione è stata spinta da una guerra, la prima guerra mondiale, e la guerra fredda ha spinto qualcun altro ad andare sulla Luna e sullo spazio. Beh, io direi che questo momento particolare in cui avremo delle testimonianze e non solo, ci aiuterà a capire quanto questo possa entrare nelle imprese, nel vostro futuro, nella vostra pianificazione di nuovi prodotti. E quindi grazie per essere qui e perché no, non ricordare anche Anil che ci sono ben altri due eventi altrettanto importanti, ma non vorrei rubarlo d'altro spazio, quindi cederei la parola al prossimo. Grazie. Grazie. Grazie Patrizio. Beh, non so se lo sapete, però poi ce lo racconterà magari Manuela nei saluti. Però l'Associazione Nazionale, correggimi se sbaglio, l'Associazione Nazionale Italiana Ufficiale dell'Industria dello Sport non ha sede a Milano o a Roma, ma ha sede in Veneto. Quindi invito il direttore generale Manuela Viel a fare un saluto. Grazie per essere con noi. Grazie a tutti, grazie. Sì, è vero, Assosport è l'associazione confindustriale nazionale che rappresenta tutte le aziende dell'abbigliamento, calzatura e attrezzatura sportiva. Però qui c'è il cluster, il distretto dello Sport System ed è l'unica concentrazione valida e quindi è chiaro che un punto di riferimento focale deve essere questa terra. E sono felice e onorata anche da essere stata invitata come associazione dalla Regione Veneto, dall'Agenzia Spaziale Europea Italiana per collaborare in questo tipo di iniziativa.
Beh, le aziende dello sport a livello di innovazione, voi sapete che innovazione di materiali, di prodotti, wearable technology, insomma mastichiamo giornalmente questo tipo di opportunità e lo vediamo visto che anche il proprietario di questa location meravigliosa l'ha appena accennato e lo viviamo anche in relazione alle Olimpiadi. Le performance degli atleti sono molto molto dovute all'innovazione tecnologica dello sport. Quindi questa opportunità vincente per le aziende dello sport di collegarsi allo spazio e viceversa anche, perché può essere una duplice opportunità, è veramente eccezionale. Quindi ben lieta di collaborare, però quando decido di collaborare o decidiamo come associazione di collaborare, ci piace già cominciare a lavorare da questo punto di vista. Quindi immediatamente ho chiesto al mio partner Banca Ifis, che fanno analisi di mercato, immediatamente di fare una survey per capire le aziende dello sport quanto sono già coinvolte nel concetto spazio non spazio. Devo dirvi la verità che al di là che i dati e i risultati precisi dell'analisi verranno forniti direttamente da Banca Ifis in uno dei prossimi incontri in programma, però più del 55% delle aziende già stanno valutando innovazioni tecnologiche che sono collegate a questo mondo e questo mi piace molto. Quindi grazie ai case history che avremo oggi, però ci sono tantissime aziende che pensano e siccome vedo in sala anche tantissimi giovani, mi fa piacere pensare che insieme potremmo sicuramente evolvere questo tipo di progetto. Devo dire la verità che siamo molto interessati come associazioni al programma ESA Spark Founding, perché mi piacerebbe molto capire di che fondi si tratta e come le aziende possono essere supportate da questo tipo di fondi nella loro sperimentazione. Quindi felice di poter capire meglio per poi veicolare il tutto alle nostre aziende associate. Grazie infinite e buon lavoro. Grazie, grazie Manuela. Allora, spoilerò che la risposta verrà sicuramente data nell'ultimo intervento, quindi toccherà rimanere qua fino alla fine, perché proprio ci sarà una presentazione da chi il fondo ESA Spark lo sta gestendo in Italia. Sport e spazio, quindi era non solo doveroso, ma addirittura un piacere, quindi necessario per poter avere tutti e due i mondi di cui parliamo oggi, avere con noi, e ringrazio per essere intervenuto e per partecipare, il rappresentante della rete innovativa regionale AIR per lo spazio, vedi che già comincio a mischiare le due cose, spazio e sport, Giovanni Dallago, membro del consiglio direttivo, un saluto, grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie Anil. Sì, io sono l'opzione B perché purtroppo il nostro presidente Federico Zoppas... Non buttarti giù così però. No, vabbè, ma diciamo le cose come stanno, no? Non può essere presente. La RIR, la rete aerospazio, è una cosa voluta, diciamo, dalla regione anni fa, illuminante. A me piace sempre ricordare chi un po' l'ha concepita, che è il nostro caro amico professor De Bey, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, però sicuramente un applauso ci vuole per Stefano. Uomo incredibile, veramente era all'epoca direttore del CISAS, che è un'istituzione fondamentale, diciamo, per chi fa spazio davvero. E quindi la RIR cosa fa? È un ecosistema che cerca di raggruppare tutte le aziende del territorio che hanno in qualche modo, diciamo, incrociato delle opportunità spaziali. Quindi è guidato dal presidente e dal vicepresidente professor Gamberini, e poi c'è un comitato direttivo dove ci sono io, che sono il presidente di Officina Stellare, Isoclima e altre realtà. Poi c'è un comitato tecnico-scientifico proprio molto strutturato, dove ci sono delle persone che sono spesso dei professori, ma allo stesso tempo sono anche magari a capo di alcune start-up che operano nel settore spaziale direttamente o non indirettamente. E quindi raggruppiamo una serie di aziende, è una rete giovane,
molto aggressiva, diciamolo pure, perché effettivamente la RIR del Veneto penso ci stiamo avvicinando quasi al centinaio di aziende. Già a fine dell'anno scorso avevamo il fatturato globale, dove ci sono ovviamente anche grossi gruppi come può essere la stessa Irca Zoppas di Federico, ma anche la Fogita, comunque aggrega oltre 2 miliardi di fatturato e migliaia di dipendenti. E quindi cosa fa? Abbiamo un layer di aziende che sono come Officina, come altre, che vivono proprio nello spazio, quindi fanno applicazioni prettamente spaziali. Ci sono altre aziende che in realtà fanno parte della filiera, e quindi aziende forse più tradizionali, che però sono importanti perché comunque rappresentano il percorso industriale verso lo spazio, e anche altre aziende, società, consulenze che comunque non sono né spazio né nella supply chain, però vedono proprio il famoso spazio non spazio come un settore, quello della space economy, estremamente importante e promettente. Chi lavora direttamente o indirettamente, in questo momento un po' particolare di difficoltà magari nell'automotive e altro, sappiamo bene che invece il settore spaziale è un settore in forte crescita, e quindi è una grande opportunità anche per le aziende che non sono e non incrociano immediatamente lo spazio, ma lo vivono magari di riflesso, oppure hanno una visione, grazie anche all'opportunità dell'Agenzia Spaziale stessa, di consentircelo. E aggiungo solo una cosa per far capire: un paio di settimane fa mi scrive un amico da San Francisco e fa: ho bisogno di una mano, ho bisogno di qualificare delle scarpe per applicazioni spaziali. Ma come, gli ho detto io? Cioè, sì, ho bisogno che tu mi lasci utilizzare la tua TVAC, che è la camera a vuoto per dove si fanno, diciamo, i test di qualifica spazio, perché abbiamo un'idea di produrre. Questo è un classico esempio banale, non tanto banale, dove ci sono delle applicazioni di questo tipo. Io domani, anzi venerdì, tramite un altro amico, ho una call, tra l'altro anche con il nostro astronauta dell'aeronautica, dove un'altra azienda, tra l'altro non italiana ma di italiani, sta ingegnerizzando la pelle per fare applicazioni, diciamo, e ha già fatto degli esperimenti sulla ISS per portare avanti questi esperimenti. Dunque, attività non assolutamente spaziali, ma dove lo spazio è fondamentale. Grazie. Grazie. Tanto per vedere il livello di conversazione, a te scrivono gli amici da San Francisco, a me al massimo da Cittadella, credo. Quindi, però super interessante, quindi vuol dire che ci sono già delle connessioni. Tu hai parlato della regione, in effetti bisogna dire che alcune iniziative hanno sicuramente bisogno di idee, però se non c'è sotto, oltre a un bel design, un grande motore, è difficile far andare avanti la macchina. Quindi un grazie, tu l'hai già espresso, anche Manuela, direi che un grazie doveroso alla Regione Veneto, che ha voluto fortemente credere nello spazio con diverse iniziative, e quindi io inviterei Gianluigi Masullo, direttore area finanziarie, risorse finanziarie, ICT ed enti locali della Regione, a un indirizzo di saluto, ma intanto grazie. Grazie invece a voi di essere oggi qui con noi, così numerosi. È una partecipazione che ci dà veramente un grande entusiasmo come Regione per aver creduto in questi anni, e continueremo a crederci. Innanzitutto quindi porto i saluti del Presidente Luca Zaia e dell'Assessore Calzavara. Il Presidente Luca Zaia 3 anni fa, mi ricordo, eravamo in piena pandemia e io gli chiesi: Presidente, andiamo avanti? Perché ci eravamo sentiti qualche giorno prima con Federico Zoppas. E lui in quel momento, immaginate quindi, tornate indietro nel tempo, immaginate con la mente quei giorni, in piena pandemia, qualcosa che ci auguriamo di non vivere più. Ma lui ebbe questa grande lucidità, in un momento catastrofico, di dire: sì Gianluigi, andiamo avanti. E noi siamo qui oggi con voi. Ecco, quindi la Regione del Veneto, col suo Presidente, il suo Assessore Calzavara, assessore al digitale. Il digitale cosa c'entra? Il digitale è un po' il sistema nervoso, non solo della Regione, ma ce lo dimostri anche tu, Patrizio, no?
ormai è il nostro vero sistema nervoso, periferico, centrale, e quindi con l'assessore Calzavara abbiamo portato avanti all'interno dell'agenda digitale, che è un documento programmatico regionale importante, pluriennale, questa grande scelta, questo grande investimento, e lo abbiamo fatto tutti assieme con la RIR, quindi ringrazio Giovanni, ringrazio Federico Zoppas, perché la RIR Airspace Veneta, grazie anche un po' al booster di regione, oggi è un po' in vetrina, parecchio in vetrina, tanto è vero che molti osservatori, non solo nazionali ma internazionali, dicono ma anche il Veneto, e noi gli stiamo spiegando che c'è sempre stato, solo che adesso finalmente abbiamo, grazie alla lungimiranza, vi ripeto, del Presidente Zaia, messo anche la cornice, ma il quadro c'era. E i passi sono tanti quelli che si fanno, piccoli e grandi. E a me piace pensare, Giovanni, quando Officine Stellari è partita anche grazie a Veneto Sviluppo. Quindi vedete com'è importante un sistema territoriale fatto di regione, fatto di aziende, fatto di corpi intermedi. Oggi per me è un onore avere qui Manuela, la dottoressa Viel, avere Assosport, che ha creduto velocissimamente su un'idea che così è partita quasi in una call, è vero Manuela? E un grazie a tutte le associazioni confindustriali, perché se siamo oggi qui è grazie ad Assosport innanzitutto, parliamo di sport, quindi grazie Manuela a te e al tuo presidente, al vostro board che immediatamente ha creduto di salire a bordo. Grazie alle Confindustrie varie, siamo in terra trevigiana, un grazie quindi anche a Gianmarco Russo, direttore generale, guarda caso, oggi di Confindustria Veneto Est, ma allora di Veneto Sviluppo. E quindi Officine Stellari, vi dico queste cose perché così capite che lo spazio veramente ce l'abbiamo in mezzo ai piedi. Officine Stellari dalla Pedemontana Vicentina siete sbarcati a Washington, a Houston, ormai siete nello spazio con non so quanti vettori, quanti satelliti, e a fianco a voi, poco distanti, zona Bassano, Quascom. Abbiamo assistito in diretta al lancio anche dell'antenna di Quascom che il 4 di marzo, se non erro, allunererà. Quindi, tanto per dirvi che il Veneto è fatto di tutte queste aziende, ragazzi, ma che non è solo la RIR iSpace, ma siete voi tutti. E quindi, come ringrazio la RIR, come ringrazio Assosport, come ringrazio tutte le Confindustrie e ringrazio Union Camera, perché Union Camera è a bordo pure lei. Vedete, è un sistema dove tutti dobbiamo stare stretti assieme, perché altrimenti queste partite, questa è la tutina di Villa Dei, no? Ok? Io ho conosciuto, grazie a Capitan Kirk Villa Dei, Nespoli, li abbiamo conosciuti un po' tutti. Ecco, perché in questi 3 anni, insieme al nostro Capitan Kirk, il nostro Anil, sì. Ecco, il nostro Capitan Kirk, siamo riusciti a tenere tutti assieme e a creare quindi questo evento, Space Veneto Meeting, che si celebra a Venezia maggio prossimo, ma è la 3ª edizione, ragazzi, la 3ª edizione. Ricordo quando siamo partiti la prima volta, stiamo parlando di un evento mondiale, cioè c'è il mondo, d'accordo? Dagli Stati Uniti al Giappone, perché poi abbiamo capito che l'agenzia spaziale giapponese fa affari pure con voi. E quindi noi, pensate un po' cosa abbiamo in casa e bisogna solo metterlo insieme. Quindi la Regione ha solo l'ambizione di aiutarvi a stare insieme, a frequentarvi, ad annusarvi, a capirvi, come ha detto prima Giovanni, la scarpa, mi presti la camera, perché così, grazie al nostro numerosissimo popolo di partite IVA e alla nostra peculiarità, però rispetto ad altri modelli un po' più robusti abbiamo bisogno sì del collante per tenervi in piedi tutti. E quindi ringrazio Patrizio perché con Patrizio 3 anni fa, quando abbiamo fatto il primo Space Veneto Meeting, abbiamo voluto portare a bordo la pubblica amministrazione, perché sapete, quando si parla di agricoltura, ricerca, ci sono tante questioni che la pubblica amministrazione gestisce e che hanno bisogno del downstream, dell'upstream, che mi insegnano i miei ragazzi, perché io poi sono
uomo della finanza, quindi prestato a 1000 cose, perché il presidente ogni tanto mi fa fare quel direttore generale della sanità quando c'è qualche virus, e quindi grazie ai ragazzi ho capito che quanto è importante per la pubblica amministrazione capire che siamo sempre di più nello spazio, e Patrizio ci ha aiutato 3 anni fa a costruire i giovedì dello spazio, dove abbiamo portato le nostre Avepa, Veneto Agricoltura, cioè tutte le nostre agenzie, tutte le nostre società, per contaminarle. Però dopo 3 anni abbiamo capito che va bene, ma sempre con Patrizio si diceva: ma sai quanto PIL e fatturato fanno tutte le nostre filiere venete? Quindi oltre alla RIR dell'Aerospace. Allora, quando vedi certi numeri non puoi che entusiasmarti, e dice no. E allora sì, contagiamoli tutti, ma non col virus quello cattivo, con quello buono. Ecco che quindi abbiamo pensato, grazie a Daniel, e ringrazio non per ultimi, ma perché li voglio ancora più qui sul palcoscenico, ESA, perché l'Agenzia Spaziale Europea oggi è qui con noi, ragazzi, qui a Montebelluna, qui ai piedi della Pedemontana Veneta, sono qui con noi. Perché? E li ringrazio infinitamente, perché hanno creduto in questa regione, che forse è il primo evento di questo tipo che facciamo in Italia, e volevamo essere noi, ma se possiamo essere qui oggi è perché ci siete voi e perché i miei ragazzacci allo IAC di Milano vanno, tornano, mi raccontano, e come ascolto Patrizio, come ascolto Zoppas, come ascolto tutti, poi cerco di metterli insieme. E quindi oggi con noi c'è ESA, che vi racconterà cose importanti, ma soprattutto c'è l'ESA Technology Broker, che vi aiuterà a capire che ci sono anche delle opportunità per finanziare progetti e anche qualcosa di più. Quindi adesso io vi ringrazio, chiudo qui, passo la parola a Danila, e quindi grazie ad ESA che è oggi qui a Montebelluna con noi per aiutarvi a capire che forse potete ancora di più esprimere la vostra sana imprenditoria pensando anche allo spazio pur non essendo spazio. Va bene? Grazie a tutti. Grazie. Grazie Gianluigi. Allora, provo a recuperare andando velocissimo. In verità c'è un detto africano, no? Che dice che se vuoi arrivare veloce, corri da solo, se vuoi arrivare lontano, corri insieme. Allora, per andare lontano, 2007, Sunita Williams, missione NASA, la prima donna, anzi il primo essere umano in microgravità, quindi Stazione Spaziale Internazionale, 400 km d'altezza di orbita a 27.000 km all'ora di velocità, ad aver fatto una maratona. Ha corso in simultanea la maratona di Boston, 4 ore e 24, quindi diciamo ci ha messo, faccio promo di me stesso, ci ha messo 15 minuti in più del mio personale, però se notate ci sono, perché poi vi lo faccio notare, per i tecnici, per gli occhi allenati, so che tutti hanno guardato questi, ma che scarpe sta usando, che cosa indossa, eccetera. Però ci sono molte cose legate alla tecnologia che per quell'epoca, 2007, cioè parliamo di un po' di anni fa, quasi 20 anni fa, erano super innovative. Ad esempio i materiali usati per il tapirulan, tra l'altro tapirulan fatto da un'azienda italiana, vi lascio immaginare chi, ma nello stesso tempo il training, la formazione di estrazione sportiva che ha dovuto fare Sunita perché ha corso praticamente con davanti una lastra di metallo, ma nello stesso tempo ha dovuto fare formazione, sempre allenamento sportivo, come si chiama? La kettlebell, per chi lo fa, perché era l'unico modo a terra per preparare il corpo a mantenere l'equilibrio, cosa strana per una condizione in assenza di gravità. 4 ore e 24 minuti, parliamo di 2007, se non che a un certo punto, primo essere umano, 9 anni dopo, 2016, Tim Peake corre invece, quindi il primo uomo, a correre una maratona. Ovviamente Tim Peake, forse intuite che è inglese, e ha corso la maratona di Londra, 3 ore e 35, quindi meglio di me. Però se notate c'è qualcosa di diverso.
intanto la strumentazione è leggermente cambiata. Intanto ha un monitor davanti, ha uno schermo, gli aspetti cognitivi, gli aspetti, quelli che adesso quelli bravi chiamano human factors, che sono gli stessi sia nella formazione degli astronauti, ad esempio a Colonia, nella sede dell'ESA, dove tutti gli astronauti vanno per fare training, compresi i nostri, ma anche l'aspetto degli sportivi. Di nuovo, la mente a volte fa fare delle cose che forse il corpo potrebbe non riuscire. La concentrazione, vedete che c'è un po' di, come dire, accrocchio, nel senso che senza gravità non si capisce qual è il sopra e qual è il sotto, e quindi bisogna in qualche modo tenerlo bene. TeamPeak, tra l'altro, ha un po' di wearable addosso, un po' di indossabili, che sono serviti per controllare le funzioni vitali, ma per capire anche in condizioni di microgravità cosa succede al corpo sotto sforzo. Quindi ad esempio la circolazione sanguigna che cambia, il battito cardiaco, forse qualcuno di voi sa, ma il cuore comincia a ingrossarsi. Perché? Perché senza gravità non sa da che parte deve pompare e non ha la gravità che aiuta a far scendere il defluire del sangue. Il cervello comincia un po' a ingrossarsi, ma gonfiandosi il cervello va a spingere un po' di più, parliamo di veramente millimetri, ma va a spingere un po' di più sulla calotta cranica e quindi l'irrorazione del sangue potrebbe comportare anche qualche altra disfunzione. Però ad arrivare poi al 19 col nostro Luca Parmitano. Qui faccio notare 2 o 3 cose. Primo, ha cambiato le scarpe. Ha messo delle scarpe con un materiale particolare. Ovviamente nello spazio è un ambiente, come dire, difficoltoso, ostile, come dicono quelli bravi, perché deve essere qualcosa che non occupa spazio, volume, non deve pesare, deve avere comunque una certa efficienza. Quindi la prima cosa è avere anche in qualche modo delle scarpe che uno dice: ma se io non sento la gravità, ma perché devo essere comodo? Queste scarpe hanno degli allacci particolari che permettono di mantenere attiva la circolazione del sangue nel piede, circolazione periferica. Altri elementi, lui rimane ovviamente attaccato alla sedia, ma in un ambiente chiuso, angusto. Tra l'altro la NASA ha fatto una challenge per capire come fare a inserire i pedali, questi qua. Perché incastrare un oggetto di questo tipo con dei pedali dentro alla Stazione Spaziale Internazionale, che è preconfezionata ormai da molti anni, le soluzioni ingegneristiche non sono state così banali. Ultima caratteristica di questa foto, è storta. Quindi per vederla dritta la dovete guardare così. Lui ha pedalato per 1 ora, ma da in piedi, quindi non da sdraiato così. Quindi anche questa di nuovo l'aspetto della circolazione e così via. Lui ha poi tra l'altro dichiarato, gli ho ricordato questa cosa perché l'ho visto la settimana scorsa, siamo visti a un evento, ma lui ha dichiarato che comunque è stato sì faticoso, ma ha sentito poi il beneficio quando ha smesso di pedalare, quando poi è ritornato in assenza di gravità. Quindi lo sport anche senza gravità o in microgravità è importante. Satoshi Furukawa, 2024, l'anno scorso, Agenzia Spaziale Giapponese, JAXA. Lui è uno scienziato, quindi non è un atleta, ma la cosa che ha voluto, diciamo, provare, testare, questo è un esperimento ufficiale giapponese, sollevare pesi, allenare il muscolo. Sembra ovviamente una cosa fatta così perché uno dice: ma che ci vuole sollevare i pesi senza gravità? In verità qui il problema è stato simulare il peso, e quindi di nuovo un po' di ingegneria, ma soprattutto capire cosa succede al muscolo in condizione attiva e condizione passiva. E anche qui, di nuovo, ha aiutato le missioni spaziali l'esperienza e l'expertise degli allenatori sportivi. Quindi forse il titolo lo abbiamo un pochettino sbagliato, perché abbiamo detto, e lo leggiamo sulla carlinga, dallo spazio allo sport. In verità il trend potrebbe essere anche il contrario, dallo sport allo spazio, ed è quello che forse proveremo a capire con qualcuno dei nostri interventi. Vi lascio con 2 cose e poi ho finito ed entriamo nel vivo. Le scarpe.
che usano un materiale, sembra quasi un déjà vu, queste scarpe usano un materiale che è stato inventato per lo spazio. Non spoilerò perché so che poi Claudio, dov'è? Claudio Franco, so che poi, quindi non spoilerò, no spoiler, però usano un materiale inventato nello spazio, portato a terra e riportato con delle migliorie nello spazio, perché c'erano dei sensori, anche qui, per capire come questo veniva, in qualche modo, come il piede veniva appoggiato, perché, di nuovo, senza gravità io non cammino, sono un po' sospeso e quindi devo capire bene come tenere viva la sollecitazione alle articolazioni e come tenere viva la cartilagine, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, la seconda e ultima cosa che volevo farvi notare è, uno dice, ma perché serve se alla fine io non sudo senza gravità? Se avete visto, tutti i nostri atleti avevano maglietta e pantaloncino, anche nello spazio. E lì si apre un fronte di cui parleremo anche questa sera. Magari avrete intuito qualcosa vedendo il personaggio alla mia destra. L'abbigliamento. L'abbigliamento, i tessuti non tessuti, la commistione, il wearable, sensor non solo qui ma anche da altre parti. Quindi c'è molto di spazio che va verso lo sport, ma altrettanto molto che dallo sport verso lo spazio. È una moda? Chi lo sa? Intanto le tute dei prossimi astronauti sempre di più hanno commissioni e commissionati quindi verso aziende del settore della moda, e commistioni perché c'è un crossover di tecnologie. Questa è la prima tuta che per i ragazzi no, ma qualcuno, forse uno o due della platea di oggi si ricorderà, quindi vi sto dando del giovane a tutti quanti, si ricorderà magari per averlo visto in televisione, e quindi è la prima tuta dell'allunaggio. Tra l'altro è una società basata negli Stati Uniti, a Colorado Springs, che da anni è fornitore della NASA, ma sempre con lo stesso modello. Scusami, voglio ricordarti che Sì. Giancarlo Zanatta Sì. Ispirandosi A questa foto. Già allora abbiamo iniziato a parlare di una cosa che veramente è fantastica. Lo spazio e lo sport hanno già cominciato ad attivare. Hanno già cominciato. L'anno scorso, nello Space Meeting 2, abbiamo voluto fare un cameo dedicandolo allo sport con Zanatta e quindi ricordando pure questa felice intuizione ed ecco perché poi abbiamo pensato allo sport, perché abbiamo capito che era la prima verticalità, perché come diceva Anil, forse lo sport chiamalo Può aiutare. Alberto Zanatta è venuto, ha fatto vedere un video bellissimo, ispirazionale, ci ha raccontato la storia. Questa però è la prima versione della tuta che Axiom Space ha fatto per le operazioni extraveicolari, EVA, come si chiamano. Mentre invece questa signora, forse non la riconoscete o non la conoscete, si chiama Deva Newman. Deva Newman era responsabile di un ufficio della NASA, e per la NASA è la persona che ha il maggior numero di brevetti sul sistema circolatorio. Quindi come dei tessuti messi in maniera opportuna possono favorire la circolazione del sangue e mantenerla attiva. Quindi ha fatto un concept. Deva Newman adesso lo si vede dalla spallina, è direttrice del Media Lab dell'MIT, quindi non è più la NASA. I brevetti sono ancora i suoi. Ora, questo concept che ha fatto, lo ha fatto perché cercava l'expertise, cercava delle tecnologie, qualcuno che fosse in grado di fare quelle cose che voleva fare col tessuto o non tessuto. Non so se sapete dove l'ha fatto. L'ha fatto non tanto lontano da qua. Quindi lei è venuta in Veneto un po' di volte, non l'ha fatto molto lontano da qui, l'ha fatto con un'azienda, non facciamo pubblicità, che è leader mondiale di tute per i bikers, che ha diciamo un diavoletto rosso, un triangolo. Non voglio dirvi chi è perché non possiamo dire il nome. Questa è una cosa reale. Quindi, ecco perché, dallo sport allo spazio. È una moda? No, non è una moda. Axiom ha presentato allo IAC, che citava il direttore Gianluigi, allo IAC, l'International Astronautical Congress dell'anno scorso, che si è svolto a Milano, quindi l'evento più importante del settore dello spazio, ha presentato la tuta fatta in collaborazione con Axiom Space. È moda? No. L'unica cosa di moda che c'è in questa immagine
è la galleria a Milano. Tutto il resto è pura tecnologia. Quindi Axiom Space, che ha un contratto con la NASA per i primi lander e per la prima stazione e per i primi astronauti sulla Luna, ha commissionato a Prada, non perché avesse bisogno della striscia rossa, ma perché aveva bisogno di tecnologia, ha commissionato a Prada i nuovi concept delle tute. Se ne volete sapere di più, venerdì 28 febbraio, alla settimana della moda di Milano, ci sarà un panel dedicato a spazio. Quindi comincia a esserci molta commistione. Quindi lo spazio va di moda. Se lo spazio va di moda vuol dire che in qualche modo crea delle opportunità. Le opportunità si chiamano in questo momento space economy. Non snocciolo i numeri, ma la space economy, io volevo convincervi che lo spazio è vicino a noi di quello che pensiamo, ma lo spazio è anche un'opportunità più vicina a noi di quello che pensiamo. E questo è quello che oggigiorno si chiama space economy. Le agenzie hanno intrapreso questo percorso da moltissimo tempo, da molti anni. Forse, e parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea, lo ha fatto in maniera super convinta con un piano dedicato e addirittura creando un intero direttorato dedicato alla commercializzazione e soprattutto al supporto nelle varie forme della space economy. Quindi non volevo mettergli pressione, però ti ha citato il direttore. Adesso ho detto che ci racconterai tutto sulla space economy e sulla commercializzazione. Io inviterei Roberto Cossu, Agenzia Spaziale Europea, direttorato della commercializzazione, a raccontarci un po' gli strumenti, che cosa l'agenzia pensa per effettivamente favorire questa commistione tra spazio e non spazio e quindi supportare la commercializzazione. A te lo scettro del comando. Grazie Neil, grazie per l'introduzione. Chiaramente sarà più difficile adesso fare questa presentazione, ma grazie. Allora, immagino questo sotto. Ok. Allora, cercherò in 10 minuti di portarvi in viaggio verso lo spazio per poi tornare qua al presente, in questa stanza, e vedere come in effetti la commercializzazione dello spazio, che è qualcosa di attuale, di reale, può portare delle ricadute economiche nella vita di tutti i giorni degli imprenditori, dell'imprenditoria non solo legata allo spazio, ma anche al non spazio. Quindi di nuovo, spazio al non spazio. Okay? Tutto questo per mezzo della space economy o new space economy. Allora, come diceva Neil, faccio parte del Commercialization Service Department, quindi un dipartimento, un direttorato nuovo all'interno dell'ESA che da qualche anno si occupa di mettere insieme degli strumenti per supportare le piccole e medie imprese nella commercializzazione delle opportunità spazio. Ma che cos'è ESA? Probabilmente qualcuno di voi già lo conosce, lo sa. ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è un'organizzazione internazionale composta da 23 Stati membri. Vedete le bandiere dei diversi Stati membri sopra. Perché? Perché, come diceva Neil, insieme si fa la forza. Quindi mettiamo insieme diversi Stati membri per ottenere degli obiettivi che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere. Okay? Qua ci sono alcuni dei direttorati, dei programmi di ESA. L'Agenzia Spaziale Europea è una delle poche al mondo che copre tutti questi settori nello spazio. Okay? Vedete scienza, pensate alla missione Rosetta, quindi l'atterraggio su una cometa, o recentemente ERA per andare a deviare un asteroide. E abbiamo gli astronauti, ne abbiamo già nominato prima, abbiamo i lanciatori, abbiamo sistemi sicuri di telecomunicazione. Quindi tutto questo è, lasciatemi dire, scienza. Qualche volta ai confini con la fantascienza addirittura, qualcosa che sembra particolarmente lontano da noi, per quanto poi ci sono delle applicazioni che vediamo magari tutti i giorni con le previsioni meteo, okay? Vengono da satelliti, ok, questo è qualcosa di più vicino a noi, ma tante di queste cose sembrano particolarmente lontane. Ma non penso che tra di voi ci siano degli scienziati, dei ricercatori, e tra di voi oggi penso che la maggior parte siano imprenditori, okay? Quindi andiamo a cercare come è possibile commercializzare lo spazio, come è possibile fare dei guadagni a partire dalla ricerca, dalla scienza. Chiaramente ci possono essere dei ritorni a lungo termine, cerchiamo di vedere quelli più a breve, quelli che possono riguardare anche piccole o medie imprese.
Allora, quando ho iniziato in ESA, 20 anni fa, e ho iniziato nel direttorato di osservazione della Terra, quindi qualcosa di diverso di quello che faccio adesso. Al tempo il satellite principale che era utilizzato da ESA per l'osservazione della Terra si chiamava Envisat. Era un qualcosa quasi come questa carlinga, era 15 metri, una quindicina di metri, per 8 tonnellate di peso. Per costruirlo sono stati messi insieme, ancora una volta, team internazionali, ingegneri, ricercatori, scienziati. Potete immaginare che lanciare un aggeggio del genere nello spazio difficile, costoso. Okay? Oggigiorno fare un satellite non è facilissimo, ma è molto più semplice. Okay? Un team appropriato può, con poche unità, mettere insieme un satellite che magari sono poche decine di centimetri di lato per poche decine di chili. Quindi lanciare un satellite oggigiorno è molto più economico, è molto più facile. Quindi negli ultimi anni quello che abbiamo visto, c'è un aumentare della domanda per lanci. Vogliamo lanciare nuovi satelliti perché è più facile costruire satelliti. Più facile costruire satelliti, più facile lanciarli, e questo crea un loop di nuove tecnologie che possono abilitare nuovi servizi, che richiedono nuovi lanci, che a loro volta si devono evolvere per poter lanciare facilmente e in maniera efficiente nuovi strumenti. Questo non solo ha dato spazio a piccole e medie imprese, perché quando si lavorava con Envisat, chi costruiva un satellite erano soprattutto delle grandi imprese, spesso partecipate dallo Stato, e gli utilizzatori, quelli che potevano beneficiare dei satelliti, erano o i governi o ricercatori, scienziati. Oggigiorno chi li fa sono spesso piccole e medie imprese. Questo ha richiamato anche investimenti, non solo pubblici, ma anche investimenti privati. Di nuovo, non siete scienziati, siete imprenditori, probabilmente, tranne pochi di voi, non operate nel settore spazio. Okay? Quindi qual è il beneficio per voi? Il beneficio per voi in qualche modo rientra in questo numero, perché parte dell'economia legata allo spazio viene dal cosiddetto downstream, ovvero non tanto nel lanciare un satellite, nel costruire un satellite, ma quello che viene generato a partire, per esempio, dai dati che forniscono i satelliti o da tecnologie sviluppate per lo spazio e utilizzate per la Terra. Quindi dallo spazio al non spazio siamo tornati sulla Terra. Allora, l'ESA è stata sempre attiva nella commercializzazione dello spazio. Ricordiamo che uno dei mandati dell'agenzia è quello di migliorare la competitività dell'industria europea. Okay? Quindi abbiamo sempre avuto un'attenzione verso lo spazio, verso la commercializzazione. Ma recentemente con la New Space Economy è diventata ancora più importante dare supporto, aiutare nella commercializzazione le piccole e medie imprese, a partire dalle start-up. Quindi 3 anni fa ci siamo messi insieme ed è nato un nuovo direttorato con un dipartimento specificamente dedicato ai servizi di supporto alla commercializzazione. Non vado nei dettagli di tutti questi servizi, mi soffermo soltanto su un paio di questi che sono più rilevanti per voi, per l'Italia e per il Veneto. Questi sono i centri di incubazione e i broker. Parto dagli incubatori. Gli incubatori sono 20 anni che abbiamo dei centri di incubazione di impresa in quali viene dato un supporto a degli imprenditori che vogliono iniziare una nuova startup o vogliono consolidare una startup che abbia un legame con lo spazio. Di nuovo, legame con lo spazio non vuol dire solo lanciare un satellite, costruire un satellite, può anche voler dire utilizzare qualcosa di un satellite. Possono essere dati, può essere tecnologia. Uno dei primi BIC, ESA BIC, oggi ne abbiamo più di 90 locazioni, uno dei primi ESA BIC era in Italia, a Frascati. E da qualche anno, grazie all'ASI, grazie alla Regione Veneto, abbiamo un incubatore qua nel Veneto gestito da Officina Stellare, okay? Quindi qua vicino a casa vostra. E viene dato supporto, possono poi raccontarvi i colleghi in cosa consiste questo supporto, sono 50.000 di incentivo più supporto tecnico, business e IP, per un percorso da 1 a 2 anni. L'altro strumento
importante, andremo più nei dettagli oggi, sono i technology brokers. Anche in questo caso c'è un technology broker in Italia, STAM. Loro si occupano esattamente del tema di oggi, portare lo spazio al non spazio, ovvero cosa fanno? Vanno a parlare con imprenditori, imprese come voi che non sono del settore spazio, cercano di capire quali sono i problemi che hanno nello sviluppare i loro prodotti per i loro clienti e provano a vedere se ci sono tecnologie originariamente sviluppate per lo spazio che possono risolvere in maniera efficiente questo problema. Questo è il ruolo dei brokers. Cosa vuol dire trasferire una tecnologia? Porto un paio di esempi. Nessuno di questi sono tessuti e sono sport, perché ci saranno degli esempi rilevanti dopo. Ho pensato di portare degli altri esempi per far vedere come a volte la soluzione viene apparentemente da molto lontano. Okay? E il primo esempio, pensavo, cosa più lontano della cometa di Rosetta. Okay? 10 anni di viaggio di questo probe che ha lanciato un lander che è atterrato sulla cometa a prendere delle misure scientifiche, scienza. Dov'è il ritorno? Come si può utilizzare una cosa del genere nella vita di tutti i giorni? Il technology broker, in questo caso inglese, ha aiutato a sviluppare, utilizzando la tecnologia di Rosetta o di file, 3 o 4 quasi applicazioni terrestri. La prima è un sistema di monitoraggio dell'aria nei sottomarini. Prima era il dominio della Marina americana. Adesso abbiamo un'impresa, un'industria europea in grado di fare questo con una tecnologia derivata dallo spazio. Completamente diverso, una tecnologia usata nelle industrie dei profumi per sentire i profumi con la tecnologia e rilevare e rimuovere le microplastiche. Dalla cometa ai profumi, dalla cometa alla medicina, perché si può fare lo sniff, annusare il respiro delle persone e riesce a capire questo sensore complesso, uno spettrometro, riesce a capire se c'è la presenza dell'Heliobacter, che è uno dei sintomi di una probabile ulcera o che può degenerare anche in un cancro. Abbiamo parlato a lungo di astronauti. Abbiamo già preso un caffè, abbiamo un aperitivo, quindi ho pensato a una foto di Samantha Cristoforetti che beve un caffè. Non abbiamo detto che uno dei problemi sull'ISS è l'acqua, perché c'è scarsità di acqua, bisogna pensare come in qualche modo minimizzare i consumi dell'acqua. Ed ecco l'unico esempio che ho messo relativo allo sport. Roland Garros. Hanno usato parte della tecnologia della ISS per minimizzare il consumo dell'acqua e riciclare l'uso dell'acqua allo stadio del Roland Garros. Detto così sembra facile, semplice, l'acqua delle docce che va nel flush dei toilet. È molto più complesso perché c'è anche un riutilizzo per esempio del calore dell'acqua calda delle docce che va a riscaldare ulteriormente l'acqua e gli ambienti. Di nuovo, non so se ci saranno dei formaggi con del miele nell'aperitivo, ok? Facciamo comunque di sì e pensiamo al miele, alle api. Quale può essere il collegamento con la tecnologia spaziale? Non è semplice. E in questo caso c'è una società, un'impresa ungherese che ha pensato di utilizzare dei materiali compositi e dei gel che viene utilizzato nei satelliti per proteggere, incapsulare componenti elettronici e materiali, proteggendoli dagli sbalzi climatici, delle temperature, per creare un alveare, credo sintetico in qualche modo, e proteggere le api e le larve delle api. Proteggendole da che cosa? Da sbalzi di temperatura che vengono fatti di proposito per uccidere un acaro che attualmente è una delle maggiori cause di moria delle api. Okay? Ultimo esempio, di nuovo, rimaniamo in tema aperitivo, patatine, sono delle patatine, forse non si capisce bene dall'immagine. E qual è la connessione con lo spazio? Questa è la soluzione. Una società tedesca, questo è un esempio vecchio, ma una società tedesca ha pensato di applicare qualcosa di completamente
particolarmente difficile. Quando un lander o una probe atterra a Luna, sulla superficie per esempio della luna di Titano, la luna di Saturno, deve fare attenzione, ci devono essere dei modelli per cercare di minimizzare l'impatto. Okay? Questa società tedesca quello che ha fatto è adattare lo stesso modello alle patatine, in modo che quando vengono immesse le patatine nei sacchetti si minimizzi l'impatto. Una stupidata, sono riuscito ad aumentare del 35-50% l'efficienza, la velocità, e quindi questo potete capire che ha un impatto economico anche abbastanza significativo. Tutti esempi strani, che non viene da pensarci subito. Quindi, di nuovo, come voi potete trovare la soluzione al vostro problema? La risposta è Stefano Carosio, il broker, che vi aiuta a capire quali sono i vostri problemi e capire se ci sono tecnologie spaziali che possono in qualche modo andare a risolvere il loro problema. Broker, come dicevamo prima, supportato da ESA, implementato da STAM, ha una consulenza gratuita, non pensate che vengano chiesti soldi per essere supportati dal broker, e non solo, è stato detto prima, lo ripetiamo e lo vedremo dopo, ci sono ulteriormente dei fondi chiamati Spark Funding che possono andare a supportare questi trasferimenti tecnologici. Quindi il broker vi aiuta a mettere insieme l'idea e poi a vedere se ci sono soluzioni, tecnologie spaziali che possono aiutarvi, e poi ci sono dei finanziamenti dati da ESA, gestiti dal broker, per implementare la soluzione. Ed è tutto. Grazie. Grazie. Grazie Roberto. Beh, abbiamo fatto un sacco di cose insieme. L'ho anche, come dire, educato bene, perché ho usato la parola magica, hai detto gratis. Gratis. E quindi, sono di Genova, il broker viene da Genova, ho detto che pensate bene Questo, specificare sì, che è tutto gratis. sì, a Stefano è venuto un colpo, come gratis. Va bene. Paga ESA. Senti, visto che sei rimasto, come sempre, splendidamente nei tempi, so che non era proprio previsto. Ce l'abbiamo una domanda per l'ESA, ma una, come dicono quelli bravi, una burning question, qualcosa che proprio non possiamo aspettare l'aperitivo per chiedere? Sì, dai. ESA, non è un typo, sì, ESA. Anche se aspetta. molte di queste iniziative sono poi gestite e richieste da ASI, finanziate da ASI e poi implementate da ESA, quindi dall'Agenzia Spaziale Italiana, e noi, Agenzia Spaziale Europea, piazziamo i contratti. Scusa? Diamo il supporto all'industria per commercializzare innovazione che è stata generata all'interno di programmi spazio. Quando dico tecnologie spaziali non sono soltanto tecnologie sviluppate all'interno di programmi ESA. Un qualsiasi programma spaziale che ha finanziato una tecnologia lo qualifica come tecnologia spaziale. Ok, poi però magari davanti a, ormai hai fatto l'elenco, quindi le patatine, ti mancava il vino da segnare, sai che in questa zona... ho cercato diciamo, l'immagine invece del caffè, dello spritz, no. non l'ho trovata. Va bene, allora comunque Roberto sei qua tutto il tempo, quindi assolutamente contattatelo. Grazie Roberto Cossi. Va bene. Allora, in questo programma, che tra l'altro, come diceva anche Patrizio Boff nei saluti prima, è un format che ripeteremo per 3 edizioni, quindi questa è la prima, le altre saranno il 20 di marzo e il 10 aprile, poi magari alla fine raccontiamo di che cosa in teoria vorremmo parlare. Li invitiamo anche Voi assolutamente, assolutamente sì, quindi se vi È trovate bene, spaziale. sì, i relatori li cambiamo, sono altri, ma se vi trovate bene con la compagnia al posto, l'aperitivo eccetera, siete assolutamente invitati per i prossimi. Nel format c'è una parte di testimonianza delle aziende, cioè chi in qualche modo è un caso di trasferimento tecnologico, o in un verso o nell'altro, o da spazio a terra o da terra a spazio. Quindi cercheremo di ascoltare, quindi da imprenditore a imprenditori, la testimonianza di chi effettivamente ha voluto in qualche modo investire o in tecnologia spaziale
da portare a terra, o viceversa, tecnologia terrestre da provare ad applicare allo spazio. Partirei quindi con questa carrellata da Michele Andolfo, CEO di Artigo Gruppo Mondo, che ci racconta intanto che cosa fai, perché è bellissimo, ma soprattutto la casa madre, vogliamo chiamare il gruppo che controlla. Il gruppo che controlla, e ovviamente cioè perché sei qua? Quindi questa è la domanda che si fanno loro, io lo so benissimo, ma grazie. Uno, perché da Veneto, che vive fuori, è sempre un piacere tornare. E la seconda è ovviamente perché grazie appunto a STAM e alle occasioni di broker e comunque di networking che mettono ogni giorno in piedi, abbiamo avuto la possibilità di sviluppare una tecnologia in particolare che ci permette nel mondo delle pavimentazioni sportive, in questo caso, di essere molto più sostenibili. Ci permetterà infatti di avere entro la fine dell'anno dei pavimenti che potranno essere rimossi dai massetti, dal cemento che di solito tiene agganciata la pista d'atletica o il pavimento di una palestra, rimuovendola in maniera estremamente pulita e, come vi farò vedere, per poi essere riutilizzata all'interno delle nostre mescole, dei nostri prodotti. Ho sbagliato infatti. La collaborazione è appunto tra Artigo, che è parte del Gruppo Mondo, Innovalab e ITIP, che invece è un istituto spagnolo. Artigo, do una piccola presentazione, è un'azienda che nasce in Lombardia sotto il gruppo Pirelli e nel 1992 poi viene acquisita dal Gruppo Mondo e diventa la società che produce tutti i pavimenti contract per il mondo di ospedali, aeroporti, palestre, tutto quello che sta all'interno di un edificio. Famosi sono i bolli che sono alla metropolitana di Milano e abbiamo fatto poi altre installazioni importanti come possono essere la Torre Velasca, che è il punto dicono più bello di Milano, dove vedere appunto la città, perché appunto si vede la torre, che fa parte però del Gruppo Mondo. Il Gruppo Mondo è un gruppo che è famosissimo a tutti per il primo prodotto che ha sviluppato, che è il pallone da calcio, il Super Tele, il Super Santos, il Tango, che tutti in spiaggia con cui abbiamo giocato. Ma è anche un Ho visto qualche lacrima. soprattutto per il Super Tele e la sua, esatto, approccio statistico. Ma è anche un campione dello sport, un campione italiano dello sport, che le ultime 14 Olimpiadi estive sono state corse, la pista atletica è stata fornita dal Gruppo Mondo, l'ultima molto iconica allo stadio di Parigi con quel viola particolare, fornita ancora dal gruppo con un forte impatto di marketing sul mondo sportivo. Giusto per dare un dato, il 65% dei record mondiali di atletica sono stati corsi sulle nostre piste. Questo per testimoniare l'innovazione tecnologica delle piste in sé. Il contesto qual è? È appunto la rimozione delle pavimentazioni. Qui vedete un classico esempio di un asilo in cui le pavimentazioni della nostra azienda vengono posate. Ovviamente rimuovere gli adesivi e danni al massetto, costi di manutenzione elevati per poi rimettere giù di nuovo il pavimento e ovviamente necessità di soluzioni efficienti e sostenibili. Qui ci è venuto incontro appunto la collaborazione con STAM, in quanto gratuitamente ci ha messo in contatto con Innovalab e con ITIP, in cui abbiamo portato a terra, anche il nome del gruppo aiuta, chiamandosi Mondo, tecnologie di induzione che ci hanno permesso di sviluppare qualcosa di estremamente particolare. Cioè un sistema di adesivo selettivo che funziona attraverso un sistema di induzione, cioè attraverso una tecnologia chimica, una classica reazione organica che chi ha fatto chimica come me ha visto in chimica organica 1 a Diels-Alder, ma mai applicata sostanzialmente in industria, nel mondo polimerico o nel mondo degli adesivi. Invece la Diels-Alder in questo caso viene usata per modificare l'adesivo e dare due temperature. Una temperatura di attivazione in cui l'adesivo diventa adesivo e una temperatura di disattivazione. Quindi portando l'adesivo a quella temperatura l'adesivo non è più adesivo e diventa sostanzialmente liscio.
Questo cosa permette ovviamente? Permette che nel momento in cui il pavimento va sostituito si può procedere con un robottino, un Roomba, che passa durante la notte sulla pavimentazione, porta la temperatura dell'adesivo e solo dell'adesivo a quel valore. Il giorno dopo gli operai arrivano e tolgono il pavimento completamente staccato dal cemento, senza nessun residuo di cemento sul pavimento stesso. Questo è importantissimo perché per le infrastrutture sportive come le piste atletica, l'edilizia, come le pavimentazioni che potrebbero essere in questi edifici e nell'industria dei trasporti, perché noi lavoriamo ovviamente anche con tutti i vagoni ferroviari di Trenitalia, sono forniti dalla nostra azienda, a fine vita potranno essere rimossi e, la cosa importantissima, abbiamo sviluppato adesso una tecnologia di devulcanizzazione che può permettere di prendere il pavimento, riportarlo come fosse una materia prima seconda e riutilizzarlo in mescola e quindi ricreare nuovi pavimenti, nuove formulazioni con il pavimento riportato a casa. Ovviamente non devo spiegare che questo può portare a dei benefici di costo, perché ovviamente le mescole, se la tecnologia è sviluppata in maniera opportuna, il prodotto finito costerà meno. Non devo spiegare che non ci saranno più rifiuti, diventeremo una fabbrica a rifiuto zero per la fine dell'anno e soprattutto la cosa più interessante è che si potranno fare delle azioni importantissime di recycle e di upcycle dei materiali a fine vita, quindi prendere un pavimento, portarlo e farlo diventare per esempio una pista d'atletica, farlo diventare quindi un materiale ancora più pregiato. Questa è la mia presentazione e ovviamente Artigo è in questo momento impegnatissima nella parte di sostenibilità. Se volete visitare il nostro sito vedrete insomma gli sviluppi che stiamo facendo. Grazie mille a tutti. Grazie, tieni. Grazie Michele. Anche perché adesso mi mette in imbarazzo perché sei il secondo relatore che mette meno tempo di quello che aveva a disposizione. Abbiamo Tema aperitivo. l'aperitivo che che tira. Esatto. C'è una domanda per Michele? Non su Supertele. Prego. Allora, è fornito in collaborazione con questo istituto che ha anche uno spin-off ha un'azienda che produce adesivi, ma la cosa bella secondo me di questa idea è che si prende un adesivo che esiste sul mercato e si può modificare tecnologicamente con questa tecnologia e avere l'adesivo che si usava prima però con queste proprietà. Senti, faccio una domanda dopo? Cioè dopo che cosa avete in mente? Allora, sul tema, ovviamente noi siamo interessatissimi a tutto lo sviluppo, tra virgolette, di edilizia spaziale, nel senso che alla prima palestra che verrà costruita, alla prima pista che potrebbe essere costruita nello spazio, vorremmo essere i primi a mettere mondo nello spazio, quindi potrebbe essere per noi un'opportunità importantissima e ovviamente siamo estremamente attenti a quello che può succedere. E c'è già il payoff pronto? Esatto, diamo mondo. Esatto, è l'ossimoro. Va bene, grazie Michele. Allora, faccio una confessione, in televisione si direbbe outing, faccio outing in senso buono. Quando abbiamo pensato a questa serie di eventi e a questa prima giornata, io non avevo dubbi. Ho detto, ragazzi, la prima persona che io devo chiamare quando abbiamo fatto le prime riunioni e assolutamente ci deve essere è Flavio. È stata la prima telefonata che ho fatto. Quindi, Flavio, tu hai un'asticella adesso non alta, di più, perché sei qua? Perché Flavio, secondo me, incarna alla perfezione i temi, incarna e indossa alla perfezione. Magari no, dai, perfezione magari no, però sono bruttino, quindi vabbè, no, dai, però ci conosciamo da tanto, posso permettermi, ma incarna alla perfezione il tema di oggi: sport, spazio, sia per l'attività imprenditoriale, sia per la tua vita personale. sì. Raccontaci qualcosa poi adesso, così. perché adesso che gli ho messo creato curiosità. l'aspettativa. E questa è tua.
Cioè tu nel Mia, senso... sì, una creazione mia, sì. sì, No, la mia no, sono troppo bassa però. no, vabbè, l'hai detto te, non volevo dirlo io. Flavio, a te il palco e raccontaci un pochettino, però tu sai che per me sei, senza nulla togliere agli altri relatori, chiedo scusa, però sei stato il primissimo a cui ho pensato quando abbiamo Grazie. pensato a Spazio e Sport. Gratis. Flavio Gentile, CEO di Rea Space. Salve a tutti, forse mi aiuta un attimo con delle slide, però sì, vediamo un attimo soltanto. Sì, no, devo fare una cosa. Ah, è già questa? Ah, ok. Ok. Innanzitutto buonasera a tutti, sono Flavio Gentile, sono l'amministratore di Rea Space, oggi tutti direbbero il CEO, perché va di moda, giusto? La mia è una storia abbastanza, diciamo, particolare. Rubo proprio veramente qualche minuto per raccontarvi questo mio percorso, perché forse può essere interessante proprio per spiegarvi quello che è il connubio tra spazio e terra. Allora, io nasco, cioè non sono un medico e non sono neanche un ingegnere, sono un semplice ragioniere, però sono una persona molto curiosa. Diciamo, nasco come un motociclista, quindi ho corso per 25 anni in moto, quindi conosco tantissime aziende che sono qui in zona, con cui ho avuto anche la fortuna di indossare i capi di qualcuno che forse è qui in sala. E quindi che cosa è successo? Nel momento in cui ho cominciato a capire che l'attività fisica era fondamentale per poter affrontare delle competizioni di altissimo livello, ho cominciato ad incuriosirmi e ad appassionarmi a quella che è la fisiologia umana, all'anatomia e quindi anche alla preparazione atletica. Un giorno mio padre, che è un imprenditore pugliese, ovviamente si sente, immagino che vengo dal profondo sud, quindi, aveva già costruito un complesso sportivo molto grande. E noi viviamo, diciamo, vicino al mare, però non abbiamo mai avuto una piscina. Lui decise di fare la prima piscina coperta, aperta al pubblico, nel circondario. E mi disse, guarda, tu devi gestire la piscina. Faccio, ma io non so neanche nuotare, non sapevo nuotare. Quindi per me è stata un grosso problema, perché ho dovuto non solo imparare a nuotare, ma anche capire come sopravvivere mentre ero in piscina o al mare. E quindi ho imparato a tantissimi modi per poter far migliorare la tecnica alle persone che venivano poi in piscina, che volevano imparare a nuotare come me, ma soprattutto poi tutto si è riversato sugli atleti. E quindi qui nasce anche la mia passione per l'allenamento. Alla fine sono diventato anche allenatore di nuoto, preparatore atletico, allenatore di atletica e via dicendo. E un bel giorno, durante una gara, cominciai a stancarmi del fatto che i costumi da competizione si rompessero in continuazione. Ovviamente molti di voi avranno visto le Olimpiadi, i campionati del mondo, vengono utilizzati dei costumi che sono altamente performanti, hanno dei tessuti autogalleggianti, diciamo che hanno un'isteresi molto, molto bassa, una permeabilità particolare, ovviamente deve essere coerente con le normative della federazione internazionale. E un giorno decisi di farne uno. Quindi cominciai a studiare i materiali e mi ha appassionato talmente tanto questa cosa che alla fine ho dovuto brevettare un sistema di saldatura per far sì che questi costumi non si rompessero. E nasce così una piccola azienda che ancora oggi esiste, che si chiama Aquarius, e produciamo abbigliamento tecnico per lo sport. Settori di nicchia, quindi nuoto pinnato, apnea, un po' diciamo nell'ambito del nuoto. Arriva il Covid, tutto bloccato, piscine chiuse, i costumi non si vendevano più. Un giorno, mentre ero come tutti noi seduti sul divano a fare maratone su Netflix, mi imbatto in un documentario su Focus che parlava di problematiche degli astronauti legate alla microgravità.
E in quel momento io mi sono detto, ma è possibile che mai nessuno ha pensato a una contromisura per far sì che questi astronauti, quando ritornano sulla Terra, possano ricamminare con le proprie gambe? E questo è stato l'input che poi mi ha portato a fare mesi e mesi di studio e cercare di capire come poter progettare EMSI. EMSI è questa tuta che vedete qui, è diciamo il prodotto di punta che oggi abbiamo qui noi con RIA. E che cosa fa questa tuta? Cerca, diciamo, attraverso un sistema di monitoraggio biomeccanico, di riprodurre quello che è lo stimolo neuromuscolare come se l'astronauta fosse sulla Terra. Quindi è come se dovessimo ricreare la gravità sui muscoli dove non c'è. E questa cosa è di fondamentale importanza per gli astronauti, perché devono affrontare dei viaggi molto lunghi, delle missioni lunghe. E che cosa succede nello spazio? Ovviamente non so se posso dilungarmi un attimo per spiegare un po' cosa succede, per far capire un attimo qual è il contesto. Ovviamente sono state dette tantissime cose, Anil è stato anche abbastanza preciso, però in microgravità, che è una situazione ovviamente di galleggiamento totale, quindi di assenza di peso, il corpo umano non ha più bisogno di stimoli. Quindi che cosa succede? Che tutto quello che noi facciamo quando, diciamo, galleggiamo, in questo caso nella stazione spaziale, non porta a nessuna attivazione ai muscoli. Cioè c'è un'attivazione iniziale, ma poi c'è proprio una decadenza completa dello stimolo. Allora cosa abbiamo pensato noi? Ho detto, perché non ricostruire quello che è lo stimolo muscolare che si ha sulla Terra e cercare di riprodurlo esattamente quando è nello spazio, in modo tale da ingannare il cervello per poter poi dare uno stimolo neuromuscolare e far pensare al corpo dell'astronauta che lui è ancora sulla Terra. E quindi cosa è successo? Queste sono ovviamente 3 delle problematiche che abbiamo in microgravità. Abbiamo detto che c'è un'atrofia muscolare, poi c'è un rallentamento del sistema cardiovascolare, come diceva Neil, il cuore cambia forma perché non ha più necessità di spingere il sangue verso le periferie, quindi verso le gambe, perché comunque i liquidi risalgono. Avete visto mai voi in televisione tutti questi astronauti con la faccia gonfia, la puffy face, famosa puffy face, perché i liquidi risalgono. E quindi, come diceva Neil, il liquido poi si accumula anche all'interno della scatola cranica, quindi spinge sul nervo ottico. Gli astronauti perdono la vista dopo un po'. E sono cose gravissime. E ci vuole tempo poi per riabilitarli. L'altra problematica, che è anche una delle più importanti, è la perdita e il deterioramento del tessuto osseo. Perché succede questo? Perché non c'è un'attivazione muscolare, quindi i muscoli non devono più lavorare per sostenere il nostro peso come qui sulla Terra, quindi la gravità ci permette di evitare che il tessuto osseo si deteriori. Immaginiamo che un astronauta perde l'1% al mese di tessuto osseo, che è l'equivalente di un anno di un malato di osteoporosi qui sulla Terra. Il 13% circa di massa muscolare. Immaginate cosa possa succedere a un astronauta dopo 6 mesi di missione, quando rientra sulla Terra e ovviamente non cammina. E gli mancano i muscoli, non ha più stabilità. Questo è un piccolo video che vi fa capire quello che facciamo noi con EMSI. Non so se c'è l'audio. Tutti viaggiamo nello spazio con la nostra immaginazione, ma per andarci davvero dobbiamo mettere un attimo i piedi a terra. Questo è lo spazio. E questo un astronauta nello spazio, nella sua stazione spaziale. Non c'è gravità qui. E più tempo passa, più diventa dura per il corpo. Lo scheletro si deteriora, i muscoli si atrofizzano e l'apparato circolatorio rallenta. È per questo che abbiamo brevettato EMSI. EMSI è una tuta bionica composta da 6 diversi sistemi funzionali. Indossata sulla Terra, la sua rete di sensori mappa e analizza i movimenti dell'astronauta in presenza di gravità. Nello spazio elabora i dati per inviare stimoli elettrici precisi a tutto il corpo, ricreando l'effetto della gravità. L'obiettivo è prevenire il deterioramento delle ossa, mantenere il tono muscolare e la velocità dell'apparato circolatorio. Vogliamo che gli astronauti passino meno tempo in riabilitazione sulla Terra e più tempo nello spazio.
E per gli umani ancora in attesa di andare tra le stelle, la tuta avrà importanti applicazioni mediche proprio qui, sulla Terra. È da dove veniamo, è da dove prendiamo la rincorsa, per andare dove possiamo solo immaginare. Ecco, questa è la dimostrazione che già dall'inizio noi avevamo pensato a un trasferimento tecnologico della nostra tuta. Quindi partendo dallo spazio, dall'astronauta, dalle problematiche legate alla microgravità, portarle qui sulla Terra per, diciamo, cercare di contrastare alcune patologie che ci possono essere, anche per esempio in ambito sportivo, anche in ambito militare. Quindi cosa fa EMSI? Come avevo detto prima, interagisce con i muscoli posturali e contrasta la perdita di massa muscolare. Abbiamo anche vinto un premio Compasso d'Oro per il design, anche se non so se si direbbe, quella che avete visto in realtà prima, quella blu e nera. Ecco, dove siamo arrivati? Nel dicembre del 2023 abbiamo avuto la notizia che eravamo stati selezionati per far indossare la tuta ad un astronauta italiano per una missione di breve durata gestita da Axiom, di cui parlava prima Anil. Questa missione è una missione italiana chiamata Voluntas, è stata fortemente voluta dal governo italiano in collaborazione con l'Aeronautica Militare e con l'Agenzia Spaziale Italiana. Siamo stati selezionati per questo esperimento, abbiamo portato a bordo 2 dimostratori tecnologici. Quello che vedete qui alla mia destra è la tuta che è stata indossata dal colonnello Walter Villadei durante la fase di familiarizzazione a Houston. Dopodiché ovviamente quelle vere non sono qui perché a parte che sono troppo costose, ma sono di proprietà dell'Agenzia Spaziale, quindi non abbiamo il permesso di portarle. Però è identica per tutto a quello che è quella reale. Questo è quello che è successo durante il volo. Ignition sequence starts. On January 17th, 2024, the first bionic spacesuit for astronauts will be tested in space. 3. Worn by Colonel Walter Villadei, it will collect biometric and biomechanical data using a revolutionary sensor system. 2. They will board the SpaceX Crew Dragon capsule, preparing to reach the International Space Station. 1. A historic test, the first of other major events that could revolutionize the limits of the human body in space, preserving astronauts from the adverse effects of microgravity. 0. We named it EMC, and we aim to reinvent human limits. Come è composta la tuta? Allora, la tuta è composta da 3, sistemi. Il primo, ovviamente, sono dei sensori di rilevazione biomeccanica, quindi rilevano quelli che sono tutti i movimenti che vengono compiuti dall'astronauta, sia sulla Terra che in microgravità. Poi ci sono ovviamente dei sensori biometrici, di rilevazione biometrica, per i parametri ovviamente vitali, tutto quello che serve all'astronauta per capire le sue condizioni. E poi ovviamente dal sistema di stimolazione che viene attuato attraverso un sistema di intelligenza artificiale che associa il movimento allo stesso stimolo che lui aveva qui sulla Terra. Ovviamente la parte principale di studio è stato il tessuto. Quindi il tessuto è un tessuto con una percentuale in grafene, con una bassissima esterisi, parliamo di circa il 4%, questo ovviamente perché la tuta deve essere utilizzata per tantissimo tempo nello spazio, quindi non abbiamo possibilità di cambiarla, non abbiamo possibilità di lavarla, e quindi deve essere antibatterica, deve essere antistatica, deve essere resistente all'abrasione, alla perforazione, ai tagli, però non fa il caffè, ve lo dico già. Quindi tutto invece, il sistema di elettrostimolazione viene cablato e inserito all'interno della tuta attraverso dei collanti poliuretanici. Ovviamente la tuta è resistente alla fiamma,
Quindi siamo stati forse per la prima volta un'azienda che ha portato nello spazio un tessuto diciamo fireproof elastico, quindi molto difficile da progettare. Quindi la progettazione dei tessuti la facciamo internamente in REA, ovviamente poi vengono sviluppate da delle aziende che sono qui diciamo in Lombardia, oppure alcune aziende taiwanesi. Cosa facciamo oltre alla tuta EMSI? Ovviamente abbiamo declinato la nostra tecnologia su altri prodotti, quindi dovevamo pensare anche a sviluppare dei prodotti che potessero essere venduti qui sulla Terra, un po' per essere attrattivi verso gli investitori e un po' anche perché la tecnologia era, diciamo, sprecata per essere utilizzata soltanto nello spazio. E da questo sistema EMSI nascono più prodotti, come per esempio Vento, che è un sistema che ci è stato commissionato, tra virgolette, da una società americana molto importante, che produce già tute spaziali, che serve per smaltire il calore metabolico derivante dall'attività intensa degli astronauti quando cammineranno di nuovo su un pianeta. Ovviamente, oltre a questo, diciamo, abbiamo pensato anche a qualcosa che avesse a che fare con lo sport, e quindi, questo è dei costumi, nascerà Ercole. Questo è l'esempio proprio del trasferimento tecnologico dallo spazio alla Terra, e grazie a STAM e all'Agenzia Spaziale Europea abbiamo ricevuto dei fondi per sviluppare questo prodotto. Questo sarà un prodotto che verrà utilizzato esclusivamente in ambito sportivo, che riconoscerà la biomeccanica degli atleti o dei giocatori o chi che sia, cercando di andare a interagire poi con la metodica dell'allenamento per evitare, diciamo, degli infortuni. Questa invece è una tuta automobilistica, quindi che utilizzerà non solo i tessuti che abbiamo già inviato nello spazio, ma il sistema di raffreddamento di cui parlavo prima. Questa è una slide, diciamo, per quanto riguarda i tessuti. Poi ovviamente se avete domande ne facciamo dopo le domande più veloce. E le proprietà del tessuto ve le ho raccontate, grazie. Questo è quanto. Grazie Flavio. Avete capito perché. Tecnicamente, poi la domanda non riusciamo a prenderla, cerchiamo di comprimere, ma tecnicamente nello spazio si dice che, o comunque nel settore dello spazio, si chiama spin-in quando da terra una tecnologia va nello spazio, viene applicata per lo spazio. Spin-out, qualcuno dice anche spin-off, il contrario, da spazio a terra. Questo è un esempio, quello che ci hai mostrato, perfetto, di spin-out, sì, ma poi di nuovo spin-in. Sì. Quindi è stato, come dire, anzi, spin-in e poi spin-out. È stato un esempio molto bello per cui qualcosa pensato a terra, pensato per lo spazio, poi riportato a terra. Sono sicuro che avrai un sacco di domande dopo, durante l'aperitivo, se non ce la facciamo. Grazie a voi. Grazie. Senti, mentre stai appoggiando, dici un attimo, io lo so e quindi so che è una domanda, dici i risultati del motociclismo. I risultati? Fin dove sei arrivato? Ho fatto il campionato del mondo in super sport, poi ho cagare in superbike e sono anche finito in un videogioco della PlayStation. Quindi. Così. Va bene. L'ultimo intervento per la parte, diciamo, tecnica. Tra l'altro è un aggancio più o meno non pensato, ma mettiamola di sì. Flavio a un certo punto ha citato che la tuta, no? Quindi EMSI ha vinto anche il Compasso d'Oro. Questo vuol dire che c'è un elemento, io poi nell'introduzione vi ho raccontato anche un po' di Prada e delle altre tute, quindi c'è un elemento che mette un po' insieme non solo la tecnologia e l'innovazione, ma anche il design. Quindi pensare, una volta si chiamava design funzionale, quindi pensare a qualcosa che è bello, è funzionale, ma con della tecnologia al suo interno. Quindi chiederei, diciamo, di fare un po' questa conclusione, questa chiusura, unendo la tecnologia e il design, a Claudio Franco, che è CEO di Design and Develop, così in qualche modo chiudiamo anche un po' questo cerchio. A te il microfono, prego. Grazie, buonasera a tutti. Io per le slide, scusa, eccolo qua, perfetto, è già pronto?
Ah, scusa. Allora io ho cercato mi sposto di qua perché forse io ho cercato di spaziare più nella storia, no? Non prendete paura di tutti questi testi perché sarò veloce, ecco. Diciamo che la storia dei viaggi spaziali ha portato, proprio per portare gli uomini sulla Luna, in realtà hanno avuto poi una ricaduta incredibile sulla Terra. I circa 25 miliardi di dollari investiti sulla ricerca spaziale hanno sviluppato più di 6.000 brevetti e tecnologie che non avevamo mai visto prima sulla Terra e di cui oggi anche ne utilizziamo. Alle progetti e alle missioni Apollo hanno lavorato più di 400.000 persone, giusto per avere qualche numero, e 20.000 aziende, non solo pubbliche, diciamo, ma anche aziende, soprattutto aziende private, con una ricaduta anche su quello che oggi utilizziamo, perciò circuiti integrati, telefonini e tutto quello che ne segue. Si calcola appunto che per $1 investito nella ricerca spaziale ci sia stata una ricaduta di $7, poi con un fallout, con appunto un movimento economico, incredibile. Probabilmente John Kennedy nel 61, quando annunciò le missioni Apollo e una serie di altre missioni spaziali, non avrebbe immaginato sicuramente tutto questo. E qui elenco solo alcuni perché, ripeto, se no con 6.000 brevetti dovremmo stare qui per qualche giorno. Filtri per l'acqua, caschi, imbottiture, attrezzature, utensili senza fili, tessuti tecnologici e materiali ultra resistenti, oltre che ignifughi, lenti antigraffio e via discorrendo, che poi rivedremo. La NASA non ha inventato i circuiti integrati, però in sostanza perché il circuito integrato è stato inventato nel 1958, ma hanno creato una serie di varianti che oggi ci ritroviamo nei telefonini, nei computer, nelle microonde, e nelle auto, un po' dappertutto. Questo è un esempio simpatico, non c'entra col mondo dello sport, però è una collaborazione che è nata dalla NASA. A un certo punto la NASA ha coinvolto la Black & Decker americana e gli ha detto: dobbiamo fare una chiave inglese che funzioni senza fili nello spazio, che non ci faccia girare l'astronautica, perché chiaramente non abbiamo la gravità che ci tiene fermo. E questa collaborazione appunto ha creato tutti quegli utensili che noi normalmente utilizziamo a casa, dall'avvitatore, o addirittura hanno fatto un trapano a percussione per sondare la crosta lunare e ricavarne le rocce e tutte le terre che poi servivano per fare le varie ricerche. E questo è stato possibile anche grazie alla tecnologia, era una tecnologia allora abbastanza emergente, delle celle elettrochimiche ricaricabili. Perciò oggi abbiamo un sacco di attrezzature dove le batterie sono ricaricabili, all'epoca era sicuramente fantascienza, diciamo. Non da ultimo, negli anni 60 la Black & Decker, sempre su commissione della NASA, inventò il primo, oggi lo chiamiamo Dyson perché è quello più evoluto, il primo aspirapolvere senza fili, che hanno chiamato Dust Buster. Invece per quello che riguarda prodotti più vicini a noi, al mondo dello sport system, delle calzature che oggi viene utilizzato, troviamo il memory foam, non solo nella calzatura, ma anche lo troviamo nei materassi, nei cuscini che anche abbiamo a casa. Negli anni 70 appunto la NASA inventò questa schiuma temprata che era un materiale ammortizzante. Il poliuretano esisteva già, però loro hanno creato degli additivi chimici che permetteva di rendere questa schiuma molto viscosa e una densità poteva essere gestita e serviva per ammortizzare gli impatti, gli urti. Di conseguenza, perché ovviamente i razzi, i voli spaziali hanno delle sollecitazioni molto, molto importanti, no?
Di conseguenza hanno iniziato ad utilizzare queste schiume all'interno dei caschi, ma anche come nei sedili e anche come protezioni all'interno dei veicoli spaziali. Poi negli anni '80 questa che loro chiamavano schiuma temprata fu lanciata nella sfera pubblica e oggi, appunto, come detto prima, ce li ritroviamo nei vari materassi memory e nei cuscini, ma non solo, negli stivali. A proposito di stivali da moto, vengono utilizzate molte volte proprio come shock absorber per l'impatto nelle cadute, o anche nelle calzature antinfortunistiche, soprattutto nel metatarso e nelle caviglie e nei malleoli, vengono utilizzati per assorbire gli urti. Allora, qui andiamo un po' più sul complicato, perché diciamo qui ci sono già a causa un po' di un incendio che distrusse un veicolo da test, su cui morirono anche 3 astronauti, e a un certo punto la NASA sviluppò una serie di materiali e di tessuti che fosse propedeutica all'uso, perché probabilmente all'inizio si usava il semplice nylon, che ovviamente sappiamo si infiamma molto facilmente. E in collaborazione con DuPont e un'azienda dell'Ohio crearono un tessuto misto tra fibra di vetro e una spalmatura di Teflon che era molto resistente perché aveva un punto di fusione a 650 gradi Fahrenheit. E questo materiale venne usato per gli strati protettivi esterni della tuta, perché era leggero, era flessibile, resisteva bene all'abrasione, alle polveri e anche e soprattutto agli sbalzi di temperatura. Attualmente la NASA, diciamo, nelle nuove tute, qua c'è gente più esperta di me, ma così so che sono composte da un mix di Gore-Tex Kevlar, che è fibra aramidica, e Nomex. E un po', diciamo, è stata un po' più abbandonata la fibra di vetro col PTFE, che è il Teflon. Questo però, tutta la derivazione di questi esperimenti poi hanno portato anche a creare oggi quelle tensostrutture che noi vediamo delle piscine oppure delle grandi strutture delle palestre, derivano da questa esperienza, cioè il mix tra spalmature di materiali particolari. In questo caso oggi, per renderlo più economico, si usa anche il PVC a volte, su tessuti di fibra di vetro. E sì, tornando un po' indietro, già negli anni 50 comunque la NASA aveva ricercato dei materiali plastici che fossero ignifughi e resistenti al fuoco, e crearono le prime tute fatte con un materiale che viene chiamato PBI. Il termine tecnico è abbastanza complesso, ma alla fine, insomma, è il risultato che conta. E oggi questi materiali ancora oggi comunque vengono usati poi nelle tute dei vigili del fuoco, perché ovviamente devono resistere a temperature molto elevate. Qui è giusto una immagine per dare l'idea della carrellata di prodotti, di tecnologie. Prima abbiamo visto ovviamente qui su una tuta quanta tecnologia c'è all'interno, e qui chiaramente questo ha portato un beneficio non solo nelle tute spaziali, ma oggi il Gore-Tex, i Kevlar, il Nomex sono materiali che vengono usati comunemente nelle nostre giacche per l'outdoor, per andare in montagna, nelle scarpe appunto anche per camminare, e in tante altre tipologie di prodotti quotidiani. Un'altra cosa interessante che è legata un po' al mondo dello sport e non solo, a un certo punto la NASA, per quello che riguardava le visiere delle tute, si sono resi conto che i materiali plastici erano migliori perché erano più leggeri, più resistenti. Ancora oggi si usa il policarbonato perché è un materiale eccezionale, e però ovviamente la plastica era soggetta più a rovinarsi, a essere graffiata, e perciò si sono sviluppati dei trattamenti specifici per rendere la superficie della lente antigraffio, e non solo, anche protettiva per i raggi UV, perché ovviamente nello spazio questi sono ancora più forti e dannosi per quello che è l'occhio umano.
E di conseguenza tutta questa tecnologia che oggi noi ci ritroviamo nell'occhiale normale, non solo nelle visiere, nelle maschere da sci, deriva proprio dai voli spaziali. Palline da golf, uno dice cosa c'entra con la NASA, le palline da golf cosa c'entrano? In realtà nell'81 il programma Space Shuttle della NASA ha studiato come massimizzare la resistenza aerodinamica delle superfici, soprattutto per quello che riguardava il serbatoio, perché era di dimensioni molto elevate, e per avere un rapporto portanza-resistenza più ottimale. Tutta l'esperienza derivata da questo studio ha avuto poi una ricaduta in quanto la Wilson, azienda che noi conosciamo bene, soprattutto chi gioca a golf, io non ci gioco però la conosco, perché ha realizzato in sostanza una pallina da golf che chiamano Golf Ultra 500, che anziché in sostanza ha 3 fossette di dimensioni diverse in 60 facce triangolari rispetto alle 20 che normalmente si usavano fino all'epoca. E tutto questo ha fatto sì che la performance della pallina migliorasse notevolmente per quanto riguardava stabilità della traiettoria e una gittanza più lunga. Oggi tutte le palline da golf sono fatte con quella tecnologia. Ovviamente, ho scritto Mon Boot perché, come era stato accennato prima, il grande Giancarlo Zanatta aveva a suo tempo preso ispirazione dal boot spaziale, però diciamo qui c'è una ricaduta reale in quanto sono materiali che oggi comunemente usiamo nella calzatura. La NASA inventò lo Spacer 3D, che era un materiale che creava una circolazione d'aria, che crea ancora, diciamo, una circolazione d'aria all'interno degli stivali, e questo perché la camera d'aria ovviamente è anche il miglior isolante, oltre che anche perché non c'erano le tute così evolute all'epoca, e perciò è stato sviluppato in maniera specifica in modo tale da utilizzarlo soprattutto negli stivali. Poi gli stivali esternamente, il boot era creato sempre da questa fibra di vetro rivestita di Teflon e siamo alla fine. Non da ultimo c'è sempre stata la ricerca del peso, ovviamente, perciò a un certo punto hanno dovuto costruire delle scarpe che non fossero, all'epoca erano di gomma pura, se vi ricordate le prime Air Jordan erano proprio di gomma piena, dura, ed era un materiale molto pesante e duro all'impatto. Perciò hanno iniziato a fare delle suole scavate con dei materiali di alleggerimento all'interno. Partendo da questa esperienza e da questo principio, Frank Rudy, che era un ex ingegnere della NASA, si presentò alla Nike e gli disse: signori, io ho un'idea, facciamo un airbag, un cuscinetto d'aria che non ha l'aria dentro ma azoto, perché così non si sgonfia, e facciamo delle suole leggere e ammortizzanti. Da lì, la più classica e conosciuta sono le Air Max, perché è stato il primo prodotto dove il cuscinetto d'aria è stato reso visibile. Poi coperte isotermiche che conosciamo tutti, perché quando arrivano gli immigrati oggi chi scappa ed è al freddo o anche comunque in condizioni estreme dell'outdoor vengono molto utilizzate, e soprattutto anche era il classica immagine dell'EM che era tutta rivestita con questi materiali. E non da ultimo anche il joystick, perché quello che noi usiamo oggi non è il joystick di 50 anni fa. La NASA ovviamente ha preso moltissime tecnologie e sono state prese in prestito e sviluppate all'ennesima potenza con dei risultati incredibili. E se vi interessa, ogni anno la NASA dal 76 presenta un catalogo che oggi ovviamente si è trasformato in un sito internet, NASA Technology Transfer Program, dove ogni anno vengono raccolti 50 brevetti tecnologici che hanno avuto le maggiori ricadute sulla Terra. Perciò, grazie. Grazie. Grazie Claudio. Allora, questo lo mettiamo qua, questo, ok. Grazie. Per la cronaca, in totale sono 1600 i brevetti del Technology Transfer della NASA, e più o meno costa circa, grosso modo, una decina di milioni ogni anno a mantenerli in vita, perché sono brevetti comunque concessi. Allora, abbiamo visto un po' di scenario, quindi con ESA, abbiamo visto che
come diceva quel tale, si può fare, quindi con degli esempi. Abbiamo parlato di strumenti messi a disposizione, supporto e aiuto messi a disposizione dalla Regione, strumenti dell'ESA. Beh, a questo punto non ci rimane che capire se c'è uno strumento specifico che aiuta aziende non spazio a collegarsi col settore dello spazio e viceversa. Invito sul palco, nel senso che siamo allo stesso livello, Stefano Carosio, il direttore generale di STAM, che oltre a essere un profondo conoscitore, non so se lo dirai tu, no, questo lo dico io perché è bellissimo da dire, lui è la persona che ha portato per primo in Italia il technology transfer dell'ESA, ormai erano gli anni 90. Fine anni 90, quindi veramente un antesignano. No, mondiali 90. No, fine anni 90 il technology transfer dell'ESA è arrivato per merito suo in Italia, quindi diciamo che ne sa. Non voglio metterti pressione dicendo che sei l'ultimo ostacolo prima dell'aperitivo, però sai che, come dire, tutti hanno delle idee, quindi assolutamente disponibili. Quello in basso è per andare avanti. Intanto già da adesso hai vinto, vediamo se anche quello per lo speaker più concentrato, ma sicuramente hai vinto, lo vinci sempre quando ci vediamo e con me, il premio come speaker più elegante. Prego. Grazie. Beh, innanzitutto devo far girare le slide perché non ci riesco. Quello sotto, non dire che sei ingegnere. L'ho provati tutti e due, no? Questo qua, vediamo. Ah, ma non so, non è... Vediamo un po'. Eccolo qua. Funziona? No? C'è un cursore che si muove, quindi... È un PDF. È un PDF. Funziona lo stesso? Sì. Dovrebbe Va funzionare. bene, grazie Anile, buonasera a tutti. Allora, era il 1996 quando ho iniziato a lavorare, mi diedero un catalogo dell'Agenzia Spaziale Europea perché internet non era ancora così diffuso, quindi ho 54 anni e ho iniziato con quel catalogo. E il mio primo meeting è stato davanti ad una persona dell'Agenzia Spaziale Europea, oggi abbiamo Roberto Cossu, era uno dei responsabili precedenti, e un mio collega che aveva iniziato anche lui ha fatto vedere uno shuttle e non l'ho più visto nei meeting successivi, quindi quello che ho imparato è che davanti all'ESA è meglio parlare di oggetti che si chiamano Ariane eccetera, sto scherzando. Chi è STAM? Lo dico solo perché siamo abbastanza nuovi sul territorio come STAM, abbiamo aperto l'ufficio il 7 di gennaio dopo la Befana, siamo una realtà di un centinaio di persone, io sono in STAM dal 2020, e quindi 5 anni fa ad aprile. Eravamo 19 persone, stiamo crescendo e diciamo che abbiamo 3 caratteristiche che credo siano quelle che incarnano un po' la figura del broker, ovvero la prima è quella di essere multidisciplinare, cioè essere in grado di parlare lingue diverse, e lo dico perché in combinazione nel mio team c'è una persona che lavorava in Smartex negli anni 90 e quindi parlava di tute, di sensori funzionali, quindi molto utile per capire tutto quello che ci ha raccontato prima il collega di Rea. Poi abbiamo persone che lavorano con le microalghe, persone che lavorano con le tematiche più disparate, questo permette di essere in grado di capire i problemi. L'altra è quella che abbiamo dei laboratori, quindi ci sporchiamo le mani e non facciamo solo carta, non chiacchieriamo solo, ma siamo anche in grado di capire le difficoltà poi di portare le idee sul mercato, che spesso è un tema importante, soprattutto quando si parla di applicazioni spaziali che sono spesso uniche, quindi la differenza tra un prototipo e un oggetto che magari va nello spazio dal punto di vista della complessità è spesso abbastanza simile. Poi il tema che abbiamo lavorato con tantissime persone in questi anni, dal 1997 quando è stata lanciata la società, io ero in un'altra all'epoca, e abbiamo lavorato con più di 1300 organizzazioni, che vuol dire che ci abbiamo lavorato insieme veramente. E quindi sappiamo, come ha citato prima il collega, prendiamo il telefono e chiamo Michele e chiamo Innova Lab, perché ci ho lavorato insieme, quindi so che possono essere molto vicini nel parlare tra di loro. E poi Michele ha detto, vabbè, non è di Genova perché tu sei di Padova, ha tirato fuori i soldi e ha messo a lavorare Innova Lab sull'applicazione.
Noi siamo in 5 posti e questo è un altro elemento importante, perché poi bisogna essere vicini al territorio e soprattutto vicini all'università, vicini a chi fa veramente l'innovazione. Quindi siamo a Genova perché lì siamo nati, siamo a Cagliari, siamo a Roma, siamo a Bari, a Roma prevalentemente lavorando in Tiburtina Valley per chi lavora nel settore, quindi spazzolando i corridoi, uffici acquisti delle grandi imprese per cercare di farsi dare contratti, questo nell'ambito dell'ingegneria, non del technology transfer, e poi siamo a Padova, come dicevo prima. Quindi è importante secondo me anche la presenza. Come dicevo prima, seguiamo un po' tutto il ciclo dei progetti, quindi siamo ingegneri prevalentemente, ma non solo. Facciamo anche attività di business modeling, di commercializzazione, quindi al di là del technology transfer stiamo lavorando da 4 anni con il progetto Space Rider, che è un progetto made in Italy per sviluppare il modello di business per portare gli esperimenti a volare in microgravità, e facciamo technology transfer, open innovation, comunque mettiamo insieme persone per sviluppare cose nuove. Il nostro primo brevetto è quell'oggetto lì, molto complesso, che è un cambio-annutazione che fu concepito a valle della missione progettata a Padova del satellite a filo con Franco Malerba, che è un po' il nostro padrino, il primo astronauta italiano, e da lì sono state sviluppate diverse applicazioni in contesti diversi. Poi qualche nostro collega ha anche volato, questo credo che sia un aereo russo perché costava di meno, stiamo parlando degli inizio anni 2000, dove un collega ha portato a volare in volo parabolico, quindi simulando l'assenza di gravità per qualche secondo, un oggetto che poi era una chiappa satelliti, cioè tutta quella spazzatura che si sta creando nello spazio con un sistema a rete. Quindi dopo averlo modellato lo abbiamo anche testato. Quindi questa parte qua, quindi sto parlando di casi concreti dove abbiamo in questo caso lavorato proprio come STAM, perché quello che facciamo di fatto l'abbiamo imparato prima sul campo noi stessi, applicato al campo della protezione delle infrastrutture critiche. Mentre alla vostra destra vedete quell'oggetto colorato che in realtà è una serie di tubi dove girano delle microalghe per fare il trattamento dei reflui, che in questo caso abbiamo sviluppato per applicazioni terrestri, stiamo sviluppando in progetti con TASI, finanziati da ASI e da poco anche in un progetto ESA, per il trattamento delle acque, delle emissioni e quindi per i cosiddetti sistemi di supporto alla vita. La cosa più importante per cui sono qua è in realtà il fatto che siamo parte di questa rete che Roberto prima citava, ed è questa rete dei broker che si sta sviluppando, quindi non so se sia aggiornatissima, perché questa risale ad una presentazione a cui tengo molto perché è stata fatta dall'Agenzia Spaziale Italiana quando siamo stati lanciati come broker per l'Italia l'anno scorso, e di fatto riassume quello che Roberto diceva in termini di attività, ma quello che facciamo è fondamentalmente da un lato mappare tecnologia, dall'altro mappare necessità, per permettere ad aziende che lavorano nello spazio di trasferire le loro tecnologie in ambito non spaziale o viceversa. Quindi siamo un po' dei business developer che grazie all'ESA, che diciamo col contratto che ci ha affidato paga il nostro tempo, spesso molto di più ne mettiamo perché poi ci facciamo anche prendere dalla bellezza di ragionare sui nuovi prodotti, e questo è un'attività che per chi sta nello spazio, non sta nello spazio e ci vuole andare, è un'attività che va utilizzata, quindi al di là di essere genovese, quindi stare attento ovviamente come da tradizione, anche se non è vero, a come si utilizzano le risorse, questa è un'opportunità che credo vada colta. Ma alla fine quello che è più importante è che l'ESA ha dato a dei genovesi da gestire dei soldi, e quindi siamo molto attenti. Ma devo dire la verità che questo bando che è stato lanciato l'anno scorso, quando siamo stati insediati come broker e che ha avuto la prima scadenza a settembre, in realtà ha performato molto bene, quindi in realtà i soldi li abbiamo dati più di quello che ci attendevamo di dare, e abbiamo ricevuto tantissime proposte. Adesso poi vi racconto anche qualche statistica, ma prima vi racconto in che cosa consiste questa opportunità. È un fondo che rispetto a tutti i soldi che girano nel PNRR a volte fa un po' sorridere dirne l'importo, perché è di circa 1,5 milioni che dobbiamo gestire nei prossimi 3 anni, quindi non grandi cifre, ma bisogna fare attenzione a cosa servono, nel senso che non sono i classici progetti che magari servono per sviluppare un prodotto nuovo, servono per indirizzare delle barriere che sono quelle per cui oggi io metto insieme magari un'azienda come quella di Michele e metto insieme Innova Lab un'azienda come quella di Marco e continuano a telefonarsi dicendo ma mi piacerebbe fare quella cosa, e sta cosa, ne avete esperienza anche voi, va avanti per mesi, perché nessuno mette il primo euro che fa in modo che ci sia una commessa sulla quale c'è un project manager che è responsabile di un delivery nel tempo, nei costi, supervisionato da persone come i miei colleghi e i colleghi di ESA che possono seguire il processo, quindi dare
dei suggerimenti, mettere in contatto con dei colleghi all'Agenzia Spaziale Europea in Olanda che ti possono dare 2 dritte. Quindi va utilizzato esattamente per quella cosa lì, quindi magari inserito in un progetto più ampio dove l'azienda magari sta sviluppando un percorso di sviluppo prodotto, come è successo credo per Michele, e quell'attività lì serve solo per le attività a rischio. Di fatto sono 2 tipologie di progetti più piccoli fino a 75.000 euro che sono un po' di feasibility, quindi se c'è l'idea di sviluppare una tecnologia per la Terra e io sono un'azienda spaziale, posso capire come avvicinarmi, posso avere delle attività pagate per andare a incontrare e farmi aiutare magari anche da STAM, individuare dei soggetti con i quali iniziare a capire i requisiti, mettere a punto una feasibility basata su un prototipo funzionale ma molto semplice, fino a dei bandi che coprono 150.000 euro in cui viene richiesto un qualcosa in più, un dimostratore, su scala diciamo più vicina a quella che potrebbe essere un prototipo pronto per l'industrializzazione. E questo diciamo serve per dimostrare che c'è effettivamente un mercato. Quindi mentre nei progetti di fase 1 cosiddetti non ho l'obbligo di avere già il cliente, ma in realtà questi soldi servono per trovarli anche, cioè potrei avere un'idea di quali potrebbero essere, è chiaro che più convincente sono nel dimostrare che non l'ho avuta ieri l'idea, meglio è. Nella fase 2 occorre coinvolgere in maniera chiara, quindi con delle lettere di supporto, l'evidenza che c'è il reale mercato, i possibili partner. E di solito c'è un'azienda che fornisce la tecnologia, un'azienda che sviluppa il prodotto e un cliente o più clienti che rappresentano il mercato. Quindi questa è un'opportunità. Abbiamo, diciamo, come dicevo prima, circa 1,5 milioni da investire, 1/3 l'abbiamo già fatto, anche un po' di più nel bando che si è concluso lo scorso settembre. Ci sarà la seconda cut-off, cosiddetta in gergo, della call, che sarà probabilmente di nuovo dopo l'estate e quindi verrà diciamo ufficializzata, e su questo stiamo lavorando con ESA per capire se tenerla aperta o dare delle indicazioni più settoriali in funzione anche di quella che può essere l'efficacia dello strumento, però diciamo siamo in una fase in cui stiamo anche analizzando un po' le potenzialità del mercato. Questi sono un po' i numeri di quello che è successo in questa prima selezione. Abbiamo ricevuto 24 proposte, che è 3 o 4 volte meglio di quello che hanno fatto in termini di numeri i top performer nel network dell'ESA, quindi ci siamo dati molto da fare nel promuoverlo. Se non lo abbiamo fatto nel settore sport, questo sicuramente è la più bella opportunità che potevo avere quest'anno per farlo. Sono stati selezionati 6 progetti. In 3 di questi progetti il technology provider e il product developer erano la stessa azienda, come se non ricordo male nel caso di Rea. La maggior parte dei beneficiari sono aziende piccole, quindi credo che per il territorio locale sia sicuramente un'opportunità, visto che è la maggior parte delle realtà della regione. E ci sono comunque grandi imprese coinvolte, quindi ad esempio, se ricordo bene, nel caso del progetto Inspire c'è coinvolta l'azienda che in Italia fornisce i mezzi per l'antincendio, come vi racconto tra pochi secondi. Nel caso di Germina è coinvolta MSC, quindi una società di crociere di primaria importanza, credo la seconda in Europa, e così via. Questi sono 2 esempi di un progetto fase 2, quindi il progetto da 150.000 euro di finanziamento. Questo è un progetto che riguarda l'attacco degli incendi nelle prime fasi, in cui oggi una persona individua del fumo, chiama i vigili del fuoco, i vigili del fuoco intervengono, vengono a vedere, se si accorgono che l'incendio è effettivamente pericoloso iniziano ad arrivare le autobotti che vanno dove riescono, perché spesso l'incendio non è vicino ad una strada carrabile, si chiamano i Canadair e di solito passano 24 ore. L'idea è quella di intervenire con dei droni diciamo di grande taglia, quelli che sono chiamati heavy duty, per poter arrivare a contenere l'incendio nelle sue prime fasi, e la tecnologia che è stata utilizzata in questo caso è una valvola sviluppata per la International Space Station che permette di fare il refilling del liquido e il refilling del carburante, perché in questo caso i droni sono ibridi, in volo senza farlo atterrare,
un po' quello che succede, diciamo, in aeronautica nei jet militari, per permettere l'operazione 24 ore su 24 del drone. Un'altra invece un altro progetto che ha vinto sempre fase 1, quindi 75.000 euro, è un'azienda che si chiama Adaptronics, che ha sviluppato delle pinze, quindi dei sistemi di gripping basati su una tecnologia particolare, flessibile, che permette, diciamo, di utilizzarla nello spazio, in questo caso dal mondo dei sistemi manifatturieri. Quindi questo è un altro esempio che potrebbe essere alla portata di molte realtà del territorio. Quindi questo è quello che, diciamo, spero in poco tempo vi ho trasmesso come messaggio. Lo strumento è molto efficace, io e tutto il team, che siamo diverse persone, siamo a disposizione. Anil e le persone intorno all'organizzazione sanno come raggiungerci, per cui grazie mille per l'attenzione. Grazie Stefano. Aggiungo solo che visto che la parola gratis ha suscitato molto, molto interesse, ma l'altra parola che suscita interesse è che il finanziamento è a fondo perduto. Questo era un applauso facile, quindi a fondo perduto. Va bene. Le domande sicuramente verranno più copiose davanti a un bicchiere di prosecco. Lascerei la conclusione al direttore Gianluigi Masullo e poi, diciamo, facciamo un po' di networking. Prego. Allora Stefano, chiudo con questa provocazione. Hai detto che dovete ancora provarvi nello sport. Abbiamo la dottoressa Viel di Assosport, significa sistema paese. Però non a caso siamo in Veneto, siamo a Treviso, siamo a Montebelluna, l'epicentro dello sport system. Quindi questa promessa è un debito. E quindi, siccome con Patrizio, quando vi dicevo 3 anni fa, abbiamo sperimentato i giovedì dello spazio per il sistema pubblico, quindi abbiamo portato a bordo in un palazzo più istituzionale le nostre agenzie, però domani mattina i miei ragazzi sono con Copernicus, perché poi le cose si studiano e poi si realizzano. E quindi la Regione sta realizzando, è vero Idelfo, il sistema regionale di prevenzione, salute, rischi ambientali e climatici. Le pandemie devono insegnare qualcosa, quindi bisogna fare un po' di downstream, anche semmai per intercettare presto quel bastardo di virus di domani che ci sarà. Ok? E quindi, come la pubblica amministrazione con i giovedì dello spazio, poi dopo 3 anni, domani c'è la call con Copernicus, io vorrei che, se noi ci abbiamo impiegato 3 anni, voi aziende ci impiegate 3 mesi nel portare a bordo tutto questo, genovesi, tutti. Avete visto che sono a Padova, quindi noi non abbiamo solo officine stellari, ESA-BIC qui in Veneto, ma abbiamo anche loro, anche perché hai frequentato pure l'università un bel po', È vero, anche una fondazione, mi sembra che... Unismart. Bravissimo. Quindi vedete, questo Veneto deve approfittare di questa occasione. Solo di nonni veneti. Bravissimo, ecco. Quindi ce le abbiamo a Padova, quindi Manuela, intercettalo subito, fissatevi subito un appuntamento e poi, come ho imparato con Anil, che l'avete capito è anche un mio grande amico, io gli voglio un bene dell'anima. Quando 3 anni fa, sempre dopo la chiacchierata col presidente, poi ci siamo sentiti con Zoppas e qualcun altro, ha detto dobbiamo avere lui, Capitan Spark. Kirk, tutti li mettiamo, lui è una somma di capitani. Approfittate non solo di queste occasioni, ma soprattutto di quella parte informale, perché come quando facciamo lo Space Veneto Meeting, questo B2B a livello mondiale, però per l'aerospazio, però anche queste occasioni favoriscono tu cosa fai tute? Eppure tu mi sembra, no? Che produci tute. Anche tu sei in Formula 1, lui guidava la moto, e allora vi potete anche contaminare, vi potete anche studiare, annusare e scambiare un po' di bigliettini, chiamarvi, e quindi vorrei vedere, non fra 3 anni, ma... Noi siamo della RIR anche. Bravissimo, quindi siete a bordo, non ci sfuggite, ormai siete... E quindi veramente l'invito è: fate tesoro di queste occasioni, quindi di questo momento stasera e anche dopo, quando si brinda tutti assieme, e vi ricordo e vi voglio a bordo e ancora più numerosi
anche per il giorno 20 marzo e per il giorno 10 di aprile, perché attenzione, non è solo il materiale, no? Ma abbiamo capito che qui dentro ci sono i sensori e c'è qualcos'altro, quindi la seconda giornata sarà dedicata allo star bene e all'alimentazione, cosa importantissima, l'ho capito parlando con gli astronauti, e l'ultima giornata, il 10 di aprile, è sulla sensoristica. Quindi mettiamo insieme tutto e cerchiamo, la Regione vuole solo fare una cosa, fare il bene vostro, quindi cogliete queste occasioni, e ringrazio non solo gli imprenditori qui presenti stasera, ma ringrazio la nostra amica Eleonora, scusa, ecco, di Union Camere Marton, che sei qui stasera, e ringrazio anche il presidente Santocono, perché ci ha portato anche i ragazzi. Quindi noi, sai che nello spazio abbiamo portato le nostre challenge, quindi i nostri Veneto Stars, quindi vedere anche i vostri ragazzi stasera qui, insieme agli imprenditori, è una bella miscela esplosiva, va bene? Quindi in bocca al lupo agli imprenditori e ai giovani. Ok.